sei ancora una creatura, ma ti senti già nato, ti senti realizzata, che vogliono sempre ma non può capire che in questa vita si già mia. Senza pensare, non mi può lasciare, solo mi sapere, ma come già pasimo a seccare, prima si ricorda non si può capire, tu ritorni in mente ogni momento insieme a te, stringiamo più forte. Che per sempre resti in cuore mio e non mi lascio più. Chiamato tu stasera e già mi sento male, mi manda voce tua tu, dire tutta vita mia, ma sapevo solo dire, con me sto soffrendo senza te. Senza pensare, non mi può lasciare, solo mi sapere, ma come già pasimo a seccare, prima si ricorda non si può capire, tu ritorni in mente ogni momento insieme a te, stringiamo più forte. Casa mia, che per sempre resti in cuore mio e non mi lascio più. Benissimo, eccoci qua. Allora, un cordiale buonasera dal sottoscritto Fabio Romanelli e dal nostro amico Enzo Pinnelli e Agostino Ferrante. e buonasera a te Cleo. Grazie, grazie. Ma allora mi rovinano sempre tutto. La sceneggiatura. Io dico buonasera da Fabio Romanelli, buonasera Cleo. Ragazzi, sono Cleo! Questo è il bello della diretta, noi stavamo dormendo. Allora, è bella della diretta. Allora, amici miei, no, ma Ripetiamo tutto da capo, dai. È la bella della diretta, dai. anche se non lo andiamo a puntualizzare sta cosa, ormai sta faccia è conosciuta da tutto il mondo, quindi ragazzi, dopo il mio lavoro, Sì, giusto. come dico sempre in televisione, la mia frase importante e colossale, o master si vede la rete o bancarella, il maestro si vede dietro la scrivania, quindi io dopo il mio lavoro mi diverto come presentatore ed imitatore. E quindi siccome siamo amici con Enzo e con Agostino, dice Cleo, vienici un pochettino a un'ora e sto qua per divertirmi insieme a loro. Contentissimi. E insieme a voi da casa, perché comunque, signori miei, come dico sempre io, casi è tu sangue, samo, allora è meglio divertirsi. Enzo, È normale, normale. Allora, tutto a posto? A me tutto bene, penso che anche a voi. Come è passato questa settimana? È un po' tragica questa settimana. Lavoro. Anche il tragitto Puglia-Campania mi ha distrutto oggi, anche oggi, però con molta gioia vengo qui da voi. Allora ragazzi, mi raccomando, non lo facciamo la mandà,
cerchiamo di far uscire qualche data, qualche matrimonio, qualche comunione, battesimo, qualche sfratto di casa. Anche quello. Mi Anche sembra quello. presente, ci stanno problemi. Anche quello ci serve. Guarda che una volta ci stavano pure gli agnazzare, coloro che andavano a piangere dietro ai defunti, normale. morti. Quindi voglio dire, pigliamo certe cose. Comunque L'importante è la bucciolezza. colgo la palla al balzo e dico che per ogni qualsiasi impegno È chiaro, sono lì è chiaro. i numeri, li vedete, Potete chiamare tranquillamente. per No? qualsiasi tipo di impegno, Esatto. anche Agostino, allora, cosa ci fai ascoltare questa sera? Allora, stasera vi canto un brano, Tu sei da mia. Tu sei da me, veramente... Dedicato a tutta la Puglia che ci sta ascoltando. Qualcuno da casa sicuramente sta dicendo, ma no, Agostino ce l'ha fatta! A Monica da Sava. No, dico, ce l'ha fatta, Lo perché so, sta lo so. canzone la sentono da tutta parte. La sentono Quindi, tu sei da me, tu sei A da me. Michele da guarda. Potenza. Sì, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Allora andiamo direttamente a rompere il ghiaccio. Tu andiamo. sei da mia. Tu sei sei da da me, mia, allora. Agostino Agostino Ferrante. Com'è difficile a combattere con te, forse perché tu non ci tieni più per me. Pensaci, lascia stare, che sto passando me da cancellare. Tu sei da mia dinda, tu te respiri, e si passa, conosce sta vita, non mi fa male, soltanto per spirito e mi fa male. Tu sei da mia, tu sei troppo importante, perché st'amore è più grande sta vita. Dammi sti mani, sta bocca dannata, io ti cerco scusa, amore mio. Mi perdonare se sbaglio, non lo faccio più, perché se io facessi una volta ti mi avessi castigato. Credimi, io per te facessi tutte cose per non ti perdere. Tu sei da mia dinda, tu te respiri, e si passa, conosce sta vita, non mi fa male, soltanto per spirito e mi fa male. Tu sei da mia, tu sei troppo importante, perché st'amore è più grande sta vita. Dammi sti mani, sta bocca dannata, io ti cerco scusa, amore mio. Così da mia, dinda tutte le sfide, e si passa, per l'esce di sta vita mia. Complimenti, io allora, questo brano ogni volta, Bellissimo che lo, brano, ogni bellissimo. volta che lo ascolto dico sempre è bello, mi fa su un brano,
È bello, è Questo è un bello. brano che sta piacendo al pubblico da casa, ma parecchi, perché è un brano che entra proprio nel cuore. Dici tu sì da mia, Sono belle le da tutte parole. le spine, sì, ma L'autore, lascia vogliamo questa ricordare gli autori? L'autore è il maestro Ennio Fungillo, arrangiamenti Ennio Fungillo. Ottimo, un applauso allora al grandissimo Grazie. maestro. E volevo invece ricordare, abbiamo anche gli applausi. Visto. Volevo ricordare alle persone da casa che potete chiamare, potete telefonare in diretta per formulare i vostri saluti e possiamo anche, oltre, diciamo, io sto qui oltre a presentare anche a fare con voi da casa qualche piccolo esperimento di indovino, attenzione, quindi Qui cerchiamo di... appositamente So per ospita questo. un po' per fare anche questo, per carità. È giusto. È giusto? È Allora, normale, come diceva un noto personaggio, perché poi lui non c'era martedì, capito? Lui stava fuori. Ecco. Come diceva questo noto personaggio, Visto fatemi che, sta sapere per, anche voi. visto che sta per venire a Natale, no? Allora, un personaggio grandissimo di Napoli diceva: ti piace o presepe? Io vedevo solamente di Natale, vedevo il presepe, a te ti piace o presepe? È un'imitazione che ho già sentito, però aiutatemi perché Questo, E chi l'ha preferito, come si può ricordare? così è. Vero. Così. I grandissimi riguardi. Edoardo Di Filippo. Così. Vabbè. Grande. Natale in casa Cupiel. Adesso- Questa è una cosa che si è piano piano portata ci per tutto il arrivo. mondo. Piano piano ci arrivo, sono Eh? io la metà dell'età vostra, dai. Ho capito. Allora, amici da casa, potete telefonare per parlare sia con Agostino Ferranti, sia con Enzo Pinnelli, oppure con il vostro amico Cleo, sia per parlare con me per un consulto flash di veggenza e così via. Quindi stiamo qui a vostra completa disposizione. Se avete qualche festicciolo da fare, che ne so, qualche serata di matrimonio, tutto qua, stiamo qua. Stiamo qua. Veniamo tutti. L'importanza è che siamo presenti. Poi ci abbiamo un ospite che presentiamo Durante dopo. la serata. Durante la serata. Durante la serata saluto. Cosa ci proponi? Posso salutare? Vai. Allora, saluto tutta Napoli, tutta la Campania, tutta la Puglia, tutta Foggia, il mio paese, Cerignola. Io la mia saluto anche famiglia, Taranto, i miei amici, la mia famiglia, i miei amici e le persone care. E devo dedicare questo brano ad una persona, anzi ad un artista che diciamo lui è noto, è sempre stato noto giù da noi. È uno russo, Da noi è seguito, Ma è piccolo e abbastanza grosso? seguito. È grosso? E non lo so se Gruos è piccolo, Piccino. penso sia grande però. ma sì, è uno fammi dei sentire, grandi. gli vuoi dedicare questa canzone? Ho capito sì, bene. gli Il devo- bene o il male, fammi capire. In bene perché E se in bene lui di- è e se- orgoglioso, penso sia orgoglioso che io sto cantando. E allora il sia suo in brano. bene, fa pure un uomo, un saluto e fai...
pace, non ha capito bene che io volevo, ma ha fatto male non se ne furcate e se ne chiude, e malassate, e malassate. Grazie. Baccarezzava Bel per il brano. grande Nardi. Bellissimo brano. Ti ringrazio. Ha fatto un successo, Nardi. Oh, Bellissimo. Questo è un brano che ho sentito la voglia di mettere nel mio primo lavoro discografico perché Sì. mi è piaciuto appena l'ho ascoltato. No, poi ti garba. Mi garba, Come come dicono in Toscana, Ti garba. mi garba. ti garba. vogliamo leggere i messaggi, che dici? Allora, Qualche messaggino? vediamo Ok. un attimo che prendiamo un po', chiedo scusa per la mia uscita un po'. Fai comodo. Allora, e la signora Nostro Fabio come Romanelli. la farmacista. Capisci tu qualcosa? Allora. Ciao Agostino, fammi ascoltare le tue canzoni, sei grande. Un bacione. Monica, ciao. Ciao Da parte Monica, mia. Il prossimo brano è dedicato a te, Monica, va bene? ovviamente. Enzo, sono da Nocera, un saluto da tutta Nocera. Un saluto. Baci e saluti da Carmelo. Carmelo, ti salutiamo. Tony da Barletta, un saluto a Tony Balletti, a Mauro Nardi, Enzo Caradonno di Avella. Va bene? Allora, io volevo dire a casa intanto di chiamarci sia per Agostino e per Enzo, ma anche per fare l'esperimento col sottoscritto, con la sola forza della mente, indovinare a uno di voi, uno solo, a indovinarvi e dirvi addirittura quali sono i segni particolari che avete e come siete circondati dai colori che vi circondano. Quindi l'ho sempre fatto, lo voglio dimostrare anche in questa Chiamate che Vabbè. perché io voglio una dimostrazione Noi siamo pratica adesso. Quindi chi vuole parlare con Cleo, il Santone di Avella, lo può fare adesso in questa diretta. Ma Chiamateci. intanto, Il prossimo brano è... Posso fare vai, un dimmi. appello al grande Tony Barletta? Un saluto a Tony Barletta. Tony Barletta, io sono Enzo Pinnelli da Cerignolo, ma quando ci dobbiamo presentare di persona, A più io presto, lo sì. voglio vedere. A più presto lui starà a Napoli e ci incontriamo, già me l'ha detto. Lo ah, già te l'ha detto? Sì, sì. Beh. Allora mi scuso in anticipo per quando ci incontreremo, o no? A posto, sì. Allora, Andiamo con il avanti. prossimo brano. allora, il prossimo brano invece, È un brano scritto da Enzo Rossi Enzo Rossi. Enzo L'amico Rossi. Enzo Rossi andiamo a salutare, ciao Enzo. e che non fa per te. Che non fa per te, un altro Che bellissimo. non fa per te. un E altro perché ci guardi così strani? Perché No, quello guardava a te, che non fa per te. guardava a quello te. non fa che per non fa me. per te? Non è vero, non è vero. Fatti. Ma io sono un bel ragazzo, dai. Fatti, Che lo Non fa è per per me? ragazze. È giovane, già È ha detto, giovane. ha detto, Sono- ha Hai già detto- detto una cosa sono importante. modesto io, dai. Modesto. Già detto Allora andiamo tu. con il brano. Andiamo Già con il detto. brano? Dedicato a tutta la Puglia, un abbraccio a tutta la Puglia anche da parte mia. a tutta la Campania, Va bene. Ovviamente solo da parte A loro, Monica. perché da parte mia no. da Taranto e a Michele da Potenza, sì. Va Ok, bene? un abbraccio a tutta la Puglia. Il brano? Che non fa per te. Che non fa per Ok, te. Agostino Ferrante. Non c'è mai tenuto questo amore, perché stiamo nati in cuore. Ci si stato troppo male e si stato più cattivi, se ne dispiace si insieme a me. Ma che delusione che ci stata, io pensavo che ero innamorato. Ma che scema che sono state a capire sincero, quando mi diceva voglio bene solo a te. Lacrime bruciate mi hanno fatto innamorare, senza la capire
passivo sulla recita, si sta per cattivo, questo amore non si fa, perché siamo amati, ci potrebbe passare, ma che donna sei, si vede presa potrà, pure una carezza, è risultante falsità, ma sto troppo male, perdonarti non mi va, forse come il tempo si può fare. Se assai è forte il suo dolore, visto con mio che pensa ancora, tu sei stato per amore, tu sei stata un'avventura, ma tu questo non l'hai mai capito. Lacrime bruciate, mi hanno fatto innamorare, senza mai capire, passivo sulla recita, si sta per cattivo, questo amore non si fa, perché siamo amati, ci potrebbe passare, ma che donna sei, si vede presa potrà, pure una carezza, è risultante falsità, ma sto troppo male, perdonarti non mi va, forse come il tempo si può fare. Lacrime bruciate, mi hanno fatto innamorare, senza mai capire, passivo sulla recita, si sta per cattivo, o cuore non mi dà bruciare. Lacrime bruciate, mi hanno fatto innamorare, senza mai capire, passivo sulla recita, si sta per cattivo, o cuore non mi dà bruciare. Non era. Allora, il brano è questo qui, Lacrime bugiarde, Salvatore Bello Pedro, non era Che non fa per te. Mi beh, scusate, ovviamente si è capito Lo da facciamo il te. prossimo Che non fa per Ma te. non ti preoccupare, tranquillo, può Va bene. succedere. È il bello Della diretta. Se no è tutto preparato da casa, capisci che abbiamo fatto la trasmissione a Puzzuto. È normale. La cosa più bella, La trasmissione quando succedono delle montata. cose, significa che c'è qualcosa Comunque di fuori. Agostino, ti voglio Dimmi. ricordare una cosa, se no poi dopo ci vattene. Una cosa. Salutiamo tua sorella Lilli. Ah, un saluto a mia sorella. Una cosa, come dicono a Hai Canosa. ragione. Giù. Che salutiamo anche Canosa, Cerignola sempre, Foggia, Cerignola, Lucera, Parma, Letta, tutti. Taranto. Allora io invito a chiamare invece, a chiamare per parlare sia con Enzo che I con telefoni Agostino, stanno a ma posto. anche col sottoscritto. Stiamo aspettando la prima diretta. Perché voglio darvi questa prova che effettivamente si può indovinare con la sola forza Del del pensiero. pensiero. Chiamate Quindi, sempre per dare la dimostrazione ad Enzo, perché io voglio la dimostrazione in puntata. Entro stasera, però non la prossima serata. Stiamo Questa sera. aspettando. È giusto, Qualcuno... Facci d'ambres. Ragazzi, che mo il telefonato costa. Costano. È la crisi. Guardate come mai mi La si una crisi, spesa ma- esagerata. Ma parliamo seriamente, ma c'è veramente questa crisi? La crisi c'è, Enzo. C'è la crisi? Sì, licenziamenti. Che via cos'è di- la crisi? Che cos'è la crisi? Io non la conosci la conosco. crisi? La crisi. La crisi, non c'è. Non c'è crisi allora. La crisi la creiamo noi, sì. Ragazzi, non ci vuole niente da abolire la crisi. Ma noi siamo ricchi di che cosa? Di Di anima. amicizie, di anima, Bravo, di affetto, bravo. di tutto siamo Io ci ricchi. sto pensando come ha già battere la Ci crisi. sono dei messaggi? Capite che voglio fare io? Un messaggio? Basta buttarsi in politica. Ha risolto tutti i problemi. Tutti i problemi, Tutti tutti i i problemi problemi. ha risolto. È normale, no? Scusa. È solo così. Ah, ecco, In sta. politica, La ricetta- dicono che ricetta- fanno tutto, però Ma noi giustamente Carissimo, Eccolo. carissimo Enzo Pinnelli, sono Rocco, sta giù a capire cosa, della, Benzina. chi si vede la benzina, Rocco della benzina. prendiamo questa diretta. Pronto? Sempre ho tantissimi complimenti a tutte e tre, ma questo è forse un benzinaio voi, Sì. come dire, a vostro piacere, dedico quelli che ci ascoltano. Ok, Grazie. Un grazie. benzinaio voi, Pronto? Questo è il... Pronto, una diretta? Pronto? È caduta. Pronto? Buonasera. Con chi parlo? Valentina, la sorella di Agostino. Ciao Valentina, come stai? Pronto? Sono qua, dimmi.
Grazie. Grazie. Siete Lei è più una fantastici bravissima voi che ci cantante, chiamate. Valentina Ferrante. Ah, è tua sorella? Balla anche. Ti stavamo ma bravissima. salutando Bravissima, appena bravissima. tua sorella, Lilli. Complimenti! Grazie. Tutto a posto? Ciao Enzo, ciao Agostino! Ciao, grazie. Ciao. Ecco qua, abbiamo rotto il ghiaccio con le telefonate, La no? prima Abbiamo chiamata, rotto il ghiaccio. Ecco qua, vediamo se arriva qualche altra telefonata per Vogliamo aspettare un po'? Intanto ha scritto Intanto- un benzinaio. Questo è il benzinaio, però è un mio produttore. Mi ha portato le olive questo qui. Questo qua. Eh sì, perché io compro le olive anche. Capito? Mamma mia, Ecco. capito? Oltre a lui mi ha portato le olive stamattina, siamo stati insieme, gli ho detto della puntata e ha mantenuto la Allora, promessa. dice Rignola? Dice Rignola, ha Allora, mantenuto ci la sta promessa. bene, Però non Ci capite, sta che- vedendo. Vuol dire che vede. Sì, E però Un bacione a Barletta, alla fine forse Tony non ho Barletta. capito, lui porta le olive a così è. Enzo. A Silver, i cameraman e tutti quanti che stanno qua a musicare. Enzo, A Silver. hai capito? Il nostro Silver. Non ridere. Dimmi, Fabio. Questo qui porta le olive a Enzo. Ma Enzo io ci non le porta porto a voi, Enzo non accominciamo proprio. ripaga. Si ci porta a lui. No, lo sapevo, è qui che No, casca l'asso. no. Non è così a lui. Volevo dire un'altra cosa, non Dimmi mi tu. fate finire. Questo qua fa il benzinato, Sì. ti porta le olive, tu gli dai i soldini, giusto? Sempre- Dopodiché, no, vai a perdere sempre tu, perché tu ogni giorno mi metterai la benzina, È normale, è Così normale, è, è così normale, è normale. Allora, deve cantare lui, Devo e dopo dedicare- presentiamo l'ospite. Devo Allora, dedicare un brano Sì. all'ospite di questa serata, che non dico chi è, dopo diciamo chi è. Io benzinaio pure. È pure al benzinaio. Al benzinaio è dedicata tutta la serata, tutta la puntata, perché lui vuol dire che mi fa piacere che mi ha seguito, dai. È uno dei miei. E poi mi fa piacere anche perché mi ha dato la notizia che a Cerignola finalmente è arrivato il segnale, perché E c'è finora importante. non ci Ti ha vedeva. messo la sicurezza. La cosa Mi ha più messo importante. già la sicurezza adesso. Allora, chiamami è il brano e saluto anche Autori, Franco? Beppe Forestiero Autori Franco? Percopo e Giusto. mi ha chiamato l'artista, non lo so chi è, Peppe Forestiero, Peppe Forestiero. che saluto. Studia Verde devo salutare Nel socio. e chiam per tutti quanti Un voi saluto e a per Antonio l'ospite Izzo. di questa serata che vi presento Ok. tra poco. Enzo Pinnelli. Mille spine di ghiaccio nel cuore è un ricordo che lasci di te. Mille giorni di baci e parole li dimentichi senza un perché. Te volessi scordare ma invisibile, te ne vai insieme a sta libertà. Mi abbandoni nel vuoto dell'anima, ma il mio amore non ti lascerà. Chiamami se ti senti sola e pensa a me. Chiamami quando ti ne voglio vedere. Cercami se io rimorso non ti lascio stare. Chiamami, io mi rimango ancora a aspettare. Chiamami non aveva paura, quanta notte è fredda e scura, quando desiderio tuoi sogni. Mille gocce d'amaro veleno sto bevendo con latte il caffè, niente mondo ormai ti trattiene, tu separi i tuoi sogni da me, mi volessi scordare ma è impossibile, questo cuore decide per me, non c'è donna che possa sconfiggerti, nei pensieri ogni spazio è per te. Chiamami, si ti sente sole
quando notte è fredda e scura, quando desideri tuoi sogni. Rimorso non ti lascio stare, ti amo, io rimango ancora a aspettare, chiamo non avevo paura, quanta notte è fredda e scura, quando desideri tuoi sogni. Chiamama, chiamama. Ed era Chiamama. Chiamama, Beh, dedicata a Rocco, dedicata all'ospite, dedicata a tutti quanti. Perfetto. Speriamo di dare divertimento e di non essere logorroici, è un termine nuovo che ho studiato. Cari, Logorroico guarda che hai detto, non lo so, ma parlate troppo bene. bisogna essere, ma come si dice da voi? Terra terra. Terra terra, pure da voi si dice La cosa terra, ma sempre all'asi, ci sta da fa. bisogna essere alla mano, dai. Insomma, capito, non c'ho paura. La moglie a casa, un po' chilometri. Chi so? Terra terra e qua, terra terra pure mica là. Abbassa il trovo. ma mica tanto così pochi, sono 175 km. Vabbè, Redo Pizzi, dicevo, arredo all'angolo, Arredo Week. Arredo Vigo. allora, Quello che vogliamo facciamo? presentare l'ospite? Sì, Che ne pensi? Come Che no? ne pensate? vai. Allora, signori, abbiamo un ospite, penso, Gradito. ben apprezzato, gradito. Lui si chiama Alfio B. Vieni qui Alfio, passami davanti, non ti preoccupare. Buonasera. Buonasera a te. Buonasera Bello. telespettatori Ecco di qua. Music Italia. No, tu puoi Allora, utilizzare. sì, posso dire. Grazie. Oh, quanti- Allora, volevo salutare anzitutto i ragazzi che come sempre sono gentilissimi Salutiamo te. per darmi la possibilità di essere qui tra di voi. E vabbè, è sempre un piacere collaborare con voi perché siete delle persone squisite prima di tutto e poi dei grandi artisti. Il Quindi- piacere è tutto nostro e Quindi- sei No. abbastanza squisito anche tu. Grazie. Anche se non ti ho assaggiato Grazie. perché sono Poi spero sempre in futuro che avremo sempre maggiori complimenti. collaborazioni. Come un esquick. Quanto complimenti, la tu proba Sarà certo. comune. Però, qua, comunque non l'abbiamo assaggiato noi Alfio, lo assaggiano le ragazze, dai. Poi volevo, ma no. comunque volevo salutare anche i Scusa- ragazzi dello staff, Silver soprattutto. Scusami, no, prima che mi scordo, no, prima stavamo parlando delle olive e ha detto no, non vuoi porto, ma ci porto lui, gli però. Lui Ecco qua. a me ne fa a parare E qualcosa. porta le mute. A me ne porta la croce a parare qualcosa. Il succo di oliva. E io lo sapevo che gira la rotonda e sempre là va. Sempre là, hai ragione. Sempre là. Vabbè. Comunque sarà fatto, maestro, non si preoccupi. Alfio, allora, vuoi dirci un po' il tuo brano che canterai? Sì. Canterai due brani, Sì. giusto? Sì. Quindi qual è il primo Allora. e quale sarà poi vabbè, il secondo lo diremo dopo. Sì, Canta allora, prima questa prima, sera canterò Vulis che e è Te un voglio brano- pensare. che è un brano che Sì, sta si fanno- spopolando, sì, diciamo. soprattutto su internet, su Facebook, poi ricordo anche i contatti di Facebook, giungetevi tramite il contatto Alfio B Cantante, da lì potrete seguirmi sia per quanto riguarda trasmissioni, eventi, quindi ci tenevo a raccomandare questa cosa. Gli autori di questo brano, Vules fa parte dell'album Portami nel cuore e gli autori di questa canzone sono io stesso, sia per quanto riguarda il testo sia per quanto riguarda la musica. l'arrangiamento invece sono del maestro Convertito. Convertiti, Paolo Convertiti, che andiamo a salutare. Ciao. Vulis. Andiamo con Vules. Vulis. Non pochi uomini però. Vules.
hai saputo prendere tra le tue mani e mi hai fatto molto di più. Oggi non ci credo ancora, aspetterò domani. Quante cose di te ho sognato dentro favole che non ho mai letto, ma ora sei proprio tu ad accettare sì qualsiasi mio difetto. Pure se stavo sempre con te, ad notturna soltanto con te, non mi importa di niente perché ce la faremo restando insieme. Pure se stavo sempre così, stretta abbracciata ma senza morire, e ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te. Sai, era del tutto normale fino a quando non c'eri, senza pensarci ti porterò in posti dove mai hai sognato. Pure se stavo sempre con te, a notturna soltanto con te, e non mi importa di niente perché ce la faremo restando insieme. Pure se stavo sempre così, stretta abbracciata ma senza morire, e ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te. Ma sente morire, e ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te, di te. Alfio B. Alfio B grande. Alfio B, guarda che Alfio B è una cosa importante. Pulis. E io sono contento, lo sai perché? Perché Alfio, a parte che lo reputo un mio fratello. Fatevi più avanti, sennò poi... Perché lui è una persona molto, a parte che è una persona molto Come abbiamo detto, professionista, squisita. e poi da quanti anni canti tu, Alfio? No, da piccolo ho iniziato prima a studiare pianoforte, poi dopo ho studi. iniziato a studiare canto, sì. Quindi suoni Lui anche sa il quello piano. che vuole. Vogliamo dire un po' il tuo maestro di canto chi è che è stato? Chi è stato? Che è importante? Lo saluto con grande affetto a lui e la sua famiglia, il maestro Enzo Di Domenico. Lo saluto anche il maestro Enzo Di Domenico. Io ho suonato la batteria con il maestro Di Domenico, figurati. Enzo Di Domenico è anche un altro artista che stimo e che anche Cerignola proprio, la piazza di Cerignola stravede per Enzo Di Domenico perché Enzo Di Domenico è Infatti grande, dai. uno dei pezzi che ti ha scritto che sta andando forte anche su YouTube perché è attuale, si chiama Chattami. Io ho avuto il piacere di conoscere il Maestro è figlio di bravissimo. Enzo, Nanni o Luca? quello un po' pelato se si può dire, Va bene. Adriano. Adriano è bravissimo. Il Adriano è grandissimo. Adriano Di Domenico, sì. Grandissimo. Sì, Mano sì, Paola. Adriano è venuto giù in Puglia, organizzammo un evento in un teatro, non mi ricordo dove, la provincia di Foggia sempre. Come bravissimo. Anche bravo a presentare, cioè Sì, io sì, è grandissimo, è grandissimo. sono rimasto, sì, è preparatissimo, è bravissimo, e che dire, anche Allora, loro. sì. Allora, io li vorrei Alfio, vedere tutti nella mia trasmissione, nella nostra Alfio? trasmissione. Con quale brano ci vuoi salutare? Allora, vi saluto con appunto il brano Te voglio pensare, Ti voglio pensare che un fa altro. sempre parte dell'album di Portami nel cuore.
È sempre che hai scritto tu? Quindi, sì, ho scritto sia il testo che la musica. Sentiamo allora... Prima di salutarlo, perché non voglio che scappi, perché diciamo voglio aspettare qualche telefonata anche per lui, se la fanno. Ovviamente per qualsiasi tipo di serata ci possono contattare Tranquillamente. anche se vogliono Alfio B. Non è un problema, è se chiaro. chiamano me e dicono io voglio il cantante Alfio B, no, io non dico di no. Contatto l'amico perché Facciamo è un amico, parte della stessa famiglia. sì, Siamo la perché lo famiglia. La cosa rispetto più importante è essere rispettate e rispettare. e l'umiltà, E l'umiltà. come sempre. E si va sempre avanti, quello è E importante. quindi se potete contattare me, contattate Agostino, come volete. Siamo una sola famiglia, è chiaro. Siamo Allora. una famiglia. Com'era il brano? Ti voglio pensare. Te Mi voglio Mi vuoi pensare. pensare? Te voglio pensare. Alfio B. Sei tu quella che volevo, sei tu quella che ho avuto tra le mani, solo resti di te. Quella da sognare, sempre tu, una poesia, un mare da ammirare e da tenere stretto a sé, un pensiero che non va più via. Voglio pensare quando stivo con me, abbracciato dentro niente, stretto fino a dormire. Ma schientate e non sai perché mi tremano sti mani quando penso ancora a te, quando penso a te. Ma senta così sola, ma che sente sti paure che non vanno via, ma parlano sti pensieri. Quando stivo con me, abbracciato dentro niente, stretto fino a dormire. Non schientate e non sai perché mi tremano sti mani quando penso ancora a te, quando penso a te. Sì, quando penso a te. È inutile commentare perché poi... Bellissimo. Ma questo tu la brano. pensi tanto? Questo abbiamo detto che l'hai Pochissimo. scritto te, eh? L'hai scritto te? Allora Lui è ricorda. bravissimo Alfio comunque. Anch'io scrivo i testi, però
Possiamo fare una bella fusione. Quello stavo dicendo, mi hai tolto le parole di bocca. Bravo. La cosa più importante. Proporrei anche qualche scambio di merce, dai. Però, i tempi sono malamente, Agostino, no. Agostino, scriveremo anche un brano per Agostino. Sto preparando un brano che faremo insieme, speriamo prima di Natale. Ma Agostino ci ha avuto un brano da Alfio che si chiama Resterà una lacrima. Bellissimo brano. Resterà una lacrima. Questo è un grandissimo brano. Che poi... questa è l'anteprima, quindi... L'anteprima allora è un brano che è molto carino, dai, che abbiamo... È un brano che sicuramente io lo trasformerò e lo faccio entrare nel cervello del pubblico che sta a casa. Ovvio. Giusto? È chiaro. Facciamo una cosa, facciamolo canticchiare appena un pochettino dall'autore questo pezzo. Resterà una lacrima. Resterà una lacrima. A cappella, così. Dai. Resterà una lacrima che scenderà sul mio viso e mai più si asciugherà. Resterà una lacrima. Agostino Ferrante. Poi lo vedremo. Bravi, dai. Vabbè, allora stiamo scherzando un po', dai. No, comunque sicuramente sarà un bellissimo brano, perché ho notato che scrivi abbastanza bene, si concentra come me. Anche tu, cioè capita che, diciamo, ti capita di non uscire per una settimana per scrivere un testo? Ragazzi, anche ma voi siete giovani tutti e due. Lo so, e dobbiamo scrivere. Noi Tu devi fare una cura di fosforo, se no non puoi scrivere i testi. E noi ci facciamo i soldi. Va bene, facciamo... Ma lui non ha capelli in testa, perciò non può scrivere. No, ma lui deve fare la cura di fosforo. Ma con Dio stesso, ci stanno problemi. Va bene. Ma non è problema. Allora, Alfio... salutiamo Tony Barletta, ricordo, Tony Barletta, scusami, ti ringrazio per il messaggio che mi hai mandato. Lo vuoi prendere il folletto? Grazie. Prego. Il folletto lo vendiamo anche noi. Il 23 novembre, giusto? Allora, il piacere, ha detto il Tony Barletta, il piacere è tutto mio di conoscerti. Io sarò a Villa d'Este, a Cerignola, il 23 di novembre e se vieni puoi cantare qualche brano e poi vuole salutare anche te. Ti ringrazio. Vuole salutare anche l'amico Alfio B, che sta scritto qui sotto. E che dire, Tony Barletta, se tu, come si dice, mi vuoi con te a cantare lì, io sono molto orgoglioso, però mi devi invitare tu. Io voglio che lui mi devi invitare perché giusto. A Cerignola... Già ti ha invitato però. Mi ha invitato, sì, io ci andrò. La cosa più importante è che già ti ha invitato. E spero di essere accolto anche dagli amici. Vabbè, allora facciamo una cosa, mandiamo... Allora, salutiamo anzitutto Alfio B, sì. Grazie della tua presenza. No, volevo salutare tutti i telespettatori, volevo salutare tutto lo staff di Musica Italia TV e niente, poi come sempre io ho sempre il piacere di collaborare con voi e spero che in futuro questa collaborazione si faccia ancora più intensa perché come vi dicevo mi fa piacere già partecipare e collaborare con voi già come persone e poi come artisti, quindi questa è la cosa principale. Posso farti un piccolo rimprovero? Sì. Non devi dire più mi fa piacere che voi... Cioè, tu devi fare come se fossi a casa tua. No, ma ci tengo tantissimo. Noi diciamo... Fai come se fosse casa a casa. Diciamo noi. Devi comandare tu. E allora un saluto da parte mia. Grazie. Grazie Alfio. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Allora andiamo con il mio video. Il brano di Enzo Rossi, Che non fa per te, e lo mandiamo in video che è uscito già da quasi 3 settimane. Poi volevo ricordare, perdonami, che sì. Le persone che vogliono vedere questi video sia di Enzo sia di Agostino, potete andare sul sito radiocasertaweb.it, lì trovate tutti i video e tutte le trasmissioni che noi facciamo in giro, giusto? Giusto. E poi potete andare anche sul canale YouTube Cleo Channel, che lì trovate il player per la diretta, perché facciamo le dirette direttamente su YouTube, e potete vedere anche le trasmissioni loro preregistrate. Preregistrate ovviamente. Grazie. Mandiamo questo video. Mandiamo il video Che non fa per te, arrangiamenti Enzo Rossi.
testa e musica Enzo Rossi. A tutto Agostino il pubblico di Ferrante. Cerignola, Bari, Barletta, Brindisi, Taranto. Questo brano qua è dedicato anche a Monica da Sava e a Michele da Potenza. Che le non fa per te. Agostino Ferrante. Così meglio amico mio, mi tornaccia a dicere, mi avere giuro Dio, lei non è donna per te. Tu vivi una favola, ma i suoi non nascere, e dopo è difficile a vivere ancora, possa mai sentire. Figliello non va per te, se la non va se può, se figlio con cuore si fanno a mura, non da voce uscita, da me c'è tutte per me, non la più pensa, non si dirà già, e me ne cade tremere, perché l'amore che tu stai campando giù, che è una mala femmina. Ma te non è facile, se cuore ti dice no, lasciarla è impossibile, non può accettare la verità, tu vuoi difendere, perché non può credere a tutte le promesse che anche l'ha fatta, sono solo bugie. Non va per te, la non va se può, se figlio con cuore l'anima, si fanno a mura, non da voce uscita, la vece tutte per me, non la più pensa, non si dirà già, che me ne cade tremere, perché l'amore che tu stai campando giù, che è una mala femmina. E che non fa per te. Che lo non fa per te, Ha fatto Agostino. già con me, E tu li hai stava capito. mezza Napola. Tu li hai capito che lo non fa per te. Guarda che il maestro Enzo Rossi ha scritto a tutti i cantanti di Napoli. E adesso sta scrivendo anche per il nostro Alfio B. Alfio B. che Ha scritto a Gigi Calessi. Mo sta facendo Anna bellissimo- Catangelo. Bravissimo. Un bellissimo brano. Un saluto alla mamma del maestro Enzo Rossi. Come no, salutiamo affettuosamente. È Stasera mi inutile. sento più diverso, ti dico perché. Stiamo facendo una puntata un po' più diversa dagli altri. Non è che ancora la grappetta è oggi, no? No, no, no. E la prima volta che stava Non parlando rapino, seriamente Agostino, lo abbiamo preso pure. Ha detto una cosa seria, bella. È una cosa più simpatica, stava- dai. Stavi a Comunque, dire- diciamo, anche a me è sembrata diversa la puntata. Allora- Tranquilla ma diversa. Ma sì, Tranquilla la ma sa. diversa. Non è Allora, stata il di discorso- quelle Il puntate. discorso nulla togliere a voi due, il discorso sapete qual è? Prendiamo La questa diretta, padronanza pronto? e la Prendiamo padronanza. questa diretta, pronto? Pronto?
Caduta? È caduta, speriamo non si sia fatta Dicevo, male. allora Perché non ritenta, mi sarà dispiace. più fortunato per parlare con noi. Ti dicevo che quello che è importante, la padronanza con le telecamere. Nulla togliere a voi due. Che io grazie a voi. Faccio televisione dal 1979 e quindi immagino Tenevi un po'. 10 anni. Tenevi 10 anni. E infatti quando qualcuno mi dice Cleo, ho cresciuto con te davanti alla televisione, guarda faccio, scusate io ma quanti anni ci avete? Ecco 40 anni, anzi mi sono fatto vecchio, ma siete cresciuti? Io mi scordo. Lo stavo dicendo, lo stavo. Hai capito? Quindi Comunque diciamo io vi devo ringraziare perché mi state dando una mano, perché io ero abbastanza timido avanti alle telecamere. No. Pian piano, pianino, ti dico una cosa, sto no? diventando padrone Allora, della telecamera. lo posso dire, il nostro Alfio B, tu almeno parli, il nostro Era Alfio peggio B, di me, mi avete detto, sì, me l'hai detto, me l'hai già detto. Ho dovuto mettere una ragazza immagine vicina per farlo parlare, perché signore, Prendiamo questa diretta, dai. qua, Alfio B è mio figlio. Pronto? quindi- Una Pronto? dedica. Pronto? Pronto? Buonasera, dove chiami? Sono Valentina da Leone Traiano. Valentina del Leone Traiano, Leone tutto a Traiano. posto? Pronto? Pronto, Sì, Valentina? Abbassa il Una televisore. dedica. Valentina, abbassa il televisore così ci senti meglio. E parla con il telefonino. Dimmi. Allora, vorrei fare una dedica. Mi dedichi Est del figlio. Sì. Sì, E la siete cantiamo figli? dopo. Per mia cugina Emma. Sì. Allora, per Emma, dopo ricordati che devi dedicare Essete figlio per la signorina Emma da Leone Traiano. Leone Traiano, Rione Traiano. sicuramente. Va benissimo, non bene. Grazie. Buonasera. Allora, buon questo brano divertimento. io purtroppo non l'ho portato stasera, mi dispiace. Ah, non l'hai portato? No, non sta qua perché purtroppo se il CD l'abbiamo... Qual era? Smarrito per Questo la... del figlio non l'ho portato stasera, mi dispiace. Però canto un altro brano in anteprima. Va bene, va bene? Nuovo. tanto ci seguirà la signorina, Emma, ci seguiranno nelle altre puntate, e gli daremo la soddisfazione, dai. Sicuramente. Ripeto ancora, ragazzi, da casa però, se veramente avete bisogno di Agostino Ferrante per una vostra, Questa è la nostra produzione. una vostra cerimonia, oppure Enzo Pinnello, oppure Alfio B, potete contattarci ai numeri sovraimpresso, così possiamo parlare privatamente e raggiungere un accordo della festicciuola. Siamo modesti. Terra, oh, come si dice? Facci ascoltare qualche brano, dai. Allora, posso rubarvi 2 minuti? Sì, Devo fare una dedica ad una mia parente, ad una mia cuginetta che allora, che puoi parlare, continua. diciamo lei mi ha seguito su TLA. Sì? Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, dove chiami? Pronto? Sì. Pronto, sto qua, buonasera, dove Abbassa il chiami? Buonasera. Buonasera. Abbassa il televisore e parla con il telefono. Mi vuoi fare una dedica? Sicuramente. Dimmi, buonasera. Sono Carmen Catianura. Sì, Mi vuoi dedicare l'album Buciardo per mia cugina Valentina? L'abbiamo appena fatta, l'ha fatta Agostino 2 minuti fa. Ora La vuoi canta cantare? Enzo Pinnelli, che canti tu, dai? La vuoi ricantare? Lacrima buciarda, non lo so, sei in scaletta, sicuramente la facciamo dopo, facciamo un Scusa altro per mia brano. cugina Valentina con fortissime ti amo. dopo la ricanti perché è stata una richiesta e la vogliono risentire. Ok, Dai. E tutta per la mia sorellina Francesca da Leone Traiano. Va bene. Va benissimo. Bene? Dopo- Grazie, un bacio. Va Ciao. bene, un bacio a te a casa. Allora, come Allora. vedi, ti richiedono il brano che lo vabbè, sono rifacciamo. brani conosciuti, mi conoscono tutti, Appunto, no? il discorso. Appunto. Allora, questa Canta, che canti tu, dai? devo dedicare una piccola Vai, poesia a questa mia cuginetta che Sì. ha seguito su TLA, ha detto me la puoi rifare, me la puoi rifare? Vai Enzo, vai. Vai, Allora, questa poesia è la poesia del poveretto. ma l'hai scritto tu? Non l'ho scritta io, Ah, ecco. l'ha scritta Fammi ascoltare proprio... un grande e noto personaggio, Vai. Nino D'Angelo. Nino D'Angelo. Allora, Vai. questa poesia del poveretto. A vita. E che ne sai tu la vita? Tu che sei ricca e senza anima. Tu che hai potuto volare un cielo facile, ci vedi tutti così, persone inutili. Noi
noi non teniamo niente. Ma tu? Hai mai pensato a chi sta peggio di te? Hai mai mangiato il pane senza niente? Hai mai dormito in coppa ai pavimenti? Allora tu la vita non sai niente, no? Noi non teniamo niente, non teniamo a nessuno. Per noi di mano è sempre come ieri. Fa freddo quando piove, fa capo la stagione. Però non ci pigliamo con nessuno. Tanto nessuno ci sta a sentire. E invece tu che ti cagni un vestito giorno, tu che ti mangi la carne primo taglio, mi dici che fa schifo questa vita. Guardati attorno, non già sta ma. Che se diciamo noi che la vita è bella, vuol dire che la vita è bella veramente. Se no non ci criavo, Padre Eterno. Grazie. Bravissimo Enzo Pendenzi. Questa era per mia cugina e per voi anche. Allora, il brano che ci fai ascoltare? Il brano che vi faccio ascoltare è il primo brano del mio lavoro discografico, Sì. che ha dato il titolo al Sì. mio lavoro discografico ed è E ti batte il cuore. Non è un brano inedito, però è il brano che io ho voluto mettere nel mio lavoro discografico e che dedico con tutto il cuore a tutti gli amici che mi seguono e che mi stanno seguendo. A posto. Enzo Pinnelli. E ti batte il cuore. Non ti risponderà, è tutto inutile, non serve a chiagnere, può solo perdere la tua fragilità, ingenua più che mai, c'era dell'anima, le foto insieme a lui, le strappi e butti via, non volesse fa, però te le ha scordate, ormai al posto tuo, ha messo un'altra lei, con te non tornerà, nai, nai. E ti batte il cuore quando fine camminare, sotto a casa tua mano in mano che là, che a me non risponde sulla voce vuoi sentire, chi se l'ha capito che sei tu ma vuoi fornire, leggi quei messaggi che lui dedicava a te, buonanotte amore, nei tuoi sogni sei con me, sulla moda a cuore c'è sulla bugia, quando ti dicevo solo tu sia vita mia, fosse pronta a ci fa pace, tu ci tieni a te le cose, non ti arrendi, non può perdere così. Ti chiudi in camera, stringi il maglione suo, te vuoi convincere che non è colpa tua, forse al cuore lui giocava poi con te come un giocattolo, nai, nai. E ti batte il cuore quando fine camminare, sotto a casa tua mano in mano che là, che a me non risponde sulla voce può sentire, chi se l'ha capito che sei tu ma vuoi fornire, leggi quei messaggi che lui dedicava a te, buonanotte amore, nei tuoi sogni sei con me, sulla moda a cuore c'è sulla bugia, quando ti dicevo solo tu sia vita mia, fosse pronta a ci fa pace, tu ci tieni a te le cose, non ti arrendi, non può perdere così.
non può perdere così. E grazie. Bravissimo. Ritornando al discorso di prima che mi dicevi che hai preso confidenza con la TV, con le telecamere. Ah, boh, ma Enzo, devo dire, devo dire. Si sta scegliendo mano a mano. No, attenzione. No, vabbè, cosa che è successo? Mi hai fatto Allora, spaventare. guarda, devo dire che effettivamente stai entrando nel filone, diciamo. È già importante, guarda. È importantissimo che gli faccio. Allora, tu sai che io amo aiutare i giovani. È una cosa che c'ho dentro, mi piace aiutare i giovani. E quindi sicuramente. Pronto? Pronti? Pronto? Sì. Buonasera, dove Con chi chiami? parlo? Buonasera, Enzo. Ciao. Chi è? Sono sempre Carme da Pianura. Non si sente bene. E senti, vorrei dedicare una canzone a mia mamma con una prestissima libertà. Sì? È una canzone al mio fidanzato Giuseppe da Ponticelli. Dopo ti dedico Rimane sempre, va bene? È tutta per mia cugina Valentina, da Rione Traiano. Va benissimo, un abbraccio a tutti quanti voi che ci seguite. Grazie. Grazie, un bacione, buona serata. Sono contentissimo. Buona serata. Allora, no, io stasera voglio cantare un brano che è un brano che mi ha dato soddisfazione, un brano che mi ha fatto sentire dappertutto, un brano scritto da Tony Colombo. Grazie a Tony Colombo questo brano l'ho fatto in una pubblicità quasi per un anno, è sentito dappertutto. Qual è il titolo? Una storia inutile. Una storia inutile. Quindi autore Testa e musica Tony Colombo, è dedicato all'amore. Enzo, sentiamoci questo brano, Cunci. Zitto, abbiamo sotto mu. 4 ce ne abbiamo. Numero 5, la storia e vediamo posto, di ascoltare questo brano. Sarebbe il primo CD. Agostino. L'uomo. Enzo, è una storia inutile dedicata all'amore, perché oggi se non ci sta l'amore ovviamente noi non ci sta niente. Ovviamente noi parliamo di amore. Sì. L'amore è come i soldi, va, vero. Vai e viene. E là ci stanno dando l'occhiello. A posto, una storia inutile. Allora, Costino Ferrante. Come era il testo? Una storia inutile. Una storia inutile, scusate. Primo bacio sotto casa tua, ma stringevo forte, tu chiudevi paura, tu tremavi, ti mettevi scorno ancora, io mi abbracciavo. Poi cagnata si cresciuta all'improvviso, era il tuo più grande amore, ma qualcosa si è cagnato dentro il cuore, non mi ami più, ma che c'è a fare, io lasciamo perdere una storia inutile, non mi fa giurare. Ma chi lo sa, tu si può perdere, è normale che regalami, ormai non ti piaceva, erano semplici, ma che già ne fa, tanto saggio già, non è più come prima, quando ti nasceva ti facevo sotto a questa pioggia, una lacrima la bagna sta faccia, perché si cattivo, giuro
Ma come fate a innamorare? Ti innamorate una che non darate mai niente. E io che t'avessero da vita mia, non mi aveva pensato, ma per scemo che sono stato. Eppure, ti credevo un coppa all'altare, per una vita felice insieme a te. Niente per rimanere in mano, soltanto i vecchi ricordi che fanno ancora te, che fanno che sta vita mia, insieme a te. Bravissimo, complimenti Agostino, benissimo. Complimenti. Bravo. Ti prego. Questo è un brano che dove vado sempre a cantare, me lo chiedono sempre. Hai visto, il 31 ottobre siamo stati con Risonante e Casale dei Sapori Antichi, Casale che ha dei Sapori organizzato la Radio Napoli Canta, lo cantavano tutti, guarda. A proposito, Stanno io volevo successo. ricordare a casa che l'agenzia Re di Napoli, Sì. per ogni artista che voi chiamate, sarà disponibile, o meglio, saranno disponibili le telecamere di Re di Napoli al vostro matrimonio. Cioè vuol dire il vostro matrimonio sarà ripreso e poi visto in TV. Questa è un'opzione che dà l'agenzia Un'opzione Re di in Napoli. più. Il tempo è tirando, eh? Sì. Il tempo è tiranno. Allora, Fai dei saluti, voglio dai. salutare mio zio Antonio, il fratello di mio associo. padre, Pinnelli, Un da saluto a tuo Cerignola. padre, a tua mamma. Se no poi dice che io non lo saluto mai, dice che tu pensi a tutti quanti e non a me. E poi volevo salutare Enzo da Nocera che Sì. saluta noi, la nostra trasmissione, e voleva salutare tramite noi il maestro Enzo Di Domenico. Enzo Di Domenico, sì. Un bacio al nostro nipote Enzo Pinnelli e un saluto ad Agostino, siete grandi e bravi. Ti ringrazio. Enzo da nonna Lucia, mia nonna che sta poco bene, però diciamo ci guarda e ti ascoltano i tuoi zii. Sempre i miei zii, Anna ed Alessandro, vogliono salutare Tonino e Fabio che ci stanno guardando sempre. Vi auguro un grande successo, ciao, da Stornarella, dove ti dicevo poco fa. Dobbiamo fare una serata, giusto? Dobbiamo dedicare tutti e due una canzone ai miei zii e a Antonio e Fabio che ci stanno seguendo, come tutte le nostre puntate. Benissimo, allora Ok. prima di, devi cantare un altro brano, poi mi sa che va l'ultimo. Io perché... sì, saluto con Facciamo i saluti perché poi saluto con Tu sei da mia, perché è un brano che è gettonato, è un brano che mi sta dando soddisfazione. Allora, il tuo qual è? il mio è Dimane sempre, che dovevamo fare la dedica a quella ragazzina Sì, che non mi rimane ricordo. sempre da quella telefonata che è arrivato prima, da dove chiamava, da Pianura se non erro. va Da bene. Pianura. Allora, il discorso è questo, che il brano che dopo io canto Tu sei da me, un brano scritto da Ennio Frangino, un brano che mi sta dando soddisfazione, la prima cosa. Io farò un lavoro discografico che uscirà verso marzo. Per in anteprima usciranno 2 brani in anteprima con autori Enzo Rossi d'Agostino, prima di Natale. Perfetto. Stiamo preparando qualcosa. Sì. La cosa più importante, mantenere sempre la gareggiata, lo sai già. Allora, il titolo, vediamo prima, allora, il titolo intanto hai detto il titolo della canzone che canterai tu adesso. Dimane sempre. Pronto? Pronto? Enzo, Sì, dimmi. Sì? sono la ragazza che mi da Pianura. Ah, da Pianura, Sì. era giusto? Me la puoi dedicare per una preziosa libertà? Per tua mamma? Sì, con una preziosissima libertà. Per una prestissima Per libertà? Valentina. Per Valentina e per il tuo ragazzo, avevi detto prima. Sì, per un ragazzo di 7 da Monticelli. Giuseppe Pavoncelli. Da Ponticello, da Ponticello. Ah, da Ponticello. Vabbè, l'hai fatto Non si già, sente bene. Grazie, l'hai Enzo. fatto già tu la dedica, quindi... Sì. Allora, la Grazie. dedica. Prego, prego. Allora, andiamo con il tuo brano, poi io chiudo con Tu sei da mia, dedicato a Bari, Barletta, Brindisi, Cerignola. Un saluto va a Monica da Sava. Ciao Monica da parte mia, un saluto va a Michele da Potenza
e a tutta la Campania che ci sta ascoltando su questa grande emittente Musica Italia. Un saluto al nostro Un saluto al nostro presentatore, agenzia di imitatore. Napoli. Allora, io vi voglio salutare, saluto già adesso così dopo va direttamente perché il tempo è pochissimo. Lui sta con noi venerdì, dalle Allora. 22:30 alle 24 ogni venerdì. Ogni venerdì. Allora, tu allora hai detto il brano che Dimane sempre. rimane è sempre Enzo Pinello e poi chiude Tu sei da Agostino mia. Allora Fernando. io vi saluto, vi ringrazio dopo e cantiamo Tu sei da mia. Va Va bene? Dimane sempre. Io insieme a te sto un paradiso, basta solo un sorriso per fare che la cavo tu. Io prima di Santa ci ho chiamato, poco ti ho parlato, per avere vicino a me. Pare che non sono normale, ma nemmeno un regalo, insieme a te non cerco niente più. Insieme a te non mi importa, io non vedo giorni a notte, perché io solo mio sei solo tu. Io insieme a te rimane sempre, voglio spartire minuti e pure un attimo con te. Tu sei una cosa assai carnale, tu sei bene perché non conosco male. Con la te mille pensieri, faccia notte, giorni a sera, è cagnata che sta vita, giuro che mi fai morire. Sì, tu per me sei assai importante, pure se tengo 100 anni non so vecchio insieme a te. Tu stai con me tutti i momenti, io non ti perdo, ti porto insieme a me. Io, mo che ci trovato la pace, tengo sempre la bocca rosa, se non pace mi dai tu. Se con me ti sento forte, rindo cuore chiudo la porta, a così non riesco proprio più. Non mi fa paura la morte, insieme a te non me ne importa, perché la vita mia sei solo tu. Io insieme a te rimane sempre, voglio spartire minuti e pure un attimo con te. Tu sei una cosa assai carnale, tu sei bene perché non conosco male. Con la te mille pensieri, faccia notte, giorni a sera, mi cagnata che sta vita, giuro che mi fai morire. Sì, tu per me sei sempre importante, pure se tengo 100 anni non so vecchio insieme a te. Tu stai con me tutti i momenti, io non ti perdo, ti porto insieme a me. Con la te mille pensieri, faccia notte, giorni a sera, mi cagnata che sta vita, giuro che mi fai morire. Sì, tu per me sei sempre importante, pure se tengo 100 anni non so vecchio insieme a te. Tu stai con me tutti i momenti, io non ti perdo, ti porto insieme a me.
tristezza perché tu non ci tieni più per me. E mi fece lascia stare, che sto passando me da cancellare. Tu sei da mia dinga, tu te respiri, e si passa, conosce sta vita, non mi fa male, soltanto per spirito, e mi fa male. Tu sei da mia, tu sei troppo importante, perché st'amore è più grande sta vita. Dammi sti mani, sta bocca dannata, io ti cerco scusa, amore mio. La fortuna si sbaglia, non lo faccio più, perché se io facessi una volta e mi avesse castigato. Credimi, io per te facessi tutte cose per non ti perdere. Tu sei la mia vita, tu te respiri, e si passa, conosce sta vita, non mi fa male, soltanto per spirito, e mi fa male. Tu sei la mia, tu sei troppo importante, perché st'amore è più grande sta vita. Dammi sti mani, sta bocca dannata, io ti cerco scusa, amore mio. Così da mia, in da tutti i respiri, e si passa, con me esce che sta vita mia.